identiche alle ceramiche campaniformi che abbiamo noi in Sardegna. E questo per me non è un caso, se non che Sardi, di Anatolia, di Turchia, è stata scavata da delle missioni archeologiche americane, le quali hanno trovato dei contesti circolari che sono identici alla cultura che veniva chiamata anche sumero-accadica, eccetera, e qualche studioso in Sardegna collegava i popoli del mare con i sumero-accadi e con Sargon e con altri che sono venuti a colonizzare qua. Se non che la differenza è lampantemente dimostrabile da quello che la Sardegna produceva in epoche pre-sumeriche e perciò pre-sardonidi. In che senso? Che noi siamo la patria del primo traffico nel Mesolitico, perciò nel Neolitico e fino all'età del bronzo, del traffico dell'ossidiana di Monte Arci in tutto il bacino mediterraneo, perché le zone che avevano ossidiana erano Palmarola, Pantelleria, e nell'Egeo, nelle Egadi, qualche isola, però tramite la tecnica e la scienza della termoluminescenza è stato accertato che la maggior parte di questa ossidiana o pietra vulcanica, che serviva da rascatoio, da coltello, per intagliare le peli, per fare qualunque cosa, lavorare le carni, eccetera, era chiamata l'oro nero proprio per l'alto valore che aveva. Poi c'è anche un altro fatto che collega gli Sardana alla Sardegna, il fatto che gli oxide o lingotti a forma di pelle di bue che hanno questa altezza da terra e hanno una forma di una pelle aperta, sono stati trovati nell'epoca più antica e in grandi sistemi di catalogazione e perciò di conservazione in Sardegna. Il primo che parlò in tutto il mondo di questi ritrovamenti, che però vennero effettuati le prime volte in Sardegna, è il canonico Giovanni Spano, che ne parlò nel Bollettini archeologici sardi, quando lui era in vita negli ultimi numeri. Dopo un po' sono stati trovati di questi pani, che qualcuno però in un convegno dichiarò pani veri, ma non del posto dove erano stati trovati, perché stranamente questi pani trovati a Creta avevano tracce di salsedine, cioè in un sito di Festo e di Curnia a Creta trovarono dei pani che però vennero portati là dal fondo del mare. Punto interrogativo, chi li fece trovare non lo so. C'è un relitto dell'età del bronzo trovato a Capogelidonia in Turchia, vicino all'antica Ugarit, che è il porto che oggi si chiama Bodrum e si chiamava Licarnasso anche, che parla di un carico che una spedizione archeologica americana, la Pennsylvania State University, con George Bush, che fece degli scavi subacquei, che collegò all'isola di Sardegna. Gli studiosi oggi invece, per dare valore a Cipro, dicono che quel relitto, proprio perché è naufragato vicino alla Turchia, necessariamente doveva provenire da Cipro. Se non che un grande studioso, Vassos Karageorgis, capo degli studi ciprioti di archeologia, dichiara che non si sa da dove proveniva quel relitto. Se lo dichiara uno studioso cipriota, figuriamoci con che titolo si mettono i tromboni qua da noi a farci per forza ciprioti. Comunque gli Sardana erano sardi ed erano i sardi che hanno edificato i nugaghi. Grazie per avermi ascoltato. Grazie a lei Paolo, speriamo di